Non è stato l'Ortigara, scenario di guerra con la sua colonna mozza, a vedere l'alzabandiera del tricolore, ma Asiago con il suo sontuoso tempio ossario che raccoglie i resti di tanti giovani alpini. Purtroppo in Ortigara, nella terra sacra degli alpini, non si poteva arrivare perché c'è 1 metro di neve e non siamo riusciti ad arrivarci. Anche qua al Sacrario di Asiago è stata una cerimonia semplice ma veramente significativa ed emozionante. E questo tricolore, che è stato consegnato alla conferenza stampa dal presidente nazionale Sebastiano Favero, verrà portato a Milano e domani mattina 2 giovani in armi del primo raggruppamento la consegneranno di nuovo al presidente nazionale e verrà fatta l'alzabandiera, quindi l'inizio di questa annata del centenario che viene tenuta a Milano. E intanto fremono le partenze. Siamo qua con il gruppo Mussolente che si sta preparando per partire, anche noi partecipiamo alla donata di Milano, il centenario, siamo contenti di far festa tutti quanti con gli alpini e vedrete che sarà comunque una bella festa.